Bene, buongiorno. Allora, chiedo, forse, se sentite fuori va benissimo così. Buongiorno a tutti, grazie di essere qui. Abbiamo aspettato un po', ma è servito. Diciamo che la sala si è nel frattempo riempita abbastanza. Allora, diamo il via a questa 3 giorni, che quando è stata organizzata, devo dire, come altri eventi di questo tipo, magari non così sontuosi come sarà questo, una 3 giorni con tanti insomma, interventi importanti, però questo è uno di quegli eventi che quando è stato pensato in un mondo che era molto diverso da quello attuale. Questo 2050, 2050, che era anche il nome della manifestazione, oggi ci chiediamo se sia. Ovviamente cronologicamente la distanza è quella, ma come dire, metaforicamente mi domando se questo 2050 sia più vicino dopo quello che è successo, cioè gli obiettivi che ci siamo dati al 2050 diventano degli obiettivi ancora più urgenti, o se qualcuno magari invece la vede diversamente e vede allontanarsi la possibilità di raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati prima al 2030 e poi al 2050. Non vi dico come la penso io, tanto si capisce anche senza bisogno che lo esprima il concetto. Ma adesso comunque ci ragioniamo, poco conta la mia opinione, conta invece molto quella degli ospiti. Allora, diamo il via a questa 3 giorni, iniziamo come si fa sempre dai saluti istituzionali. Abbiamo Chiara Gallani e Andrea Aragona in rappresentanza del Comune di Padova. Chiara Gallani, avant le femme, e certo, assolutamente. Assessora, anzi facciamo così, all'ambiente del Comune di Padova. Benvenuta. Sì. Diamo una mascherina almeno per sentirci. Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, grazie. Autorità, gentili partecipanti, porgo innanzitutto il saluto mio e dell'amministrazione comunale a tutte le autorità presenti in sala oggi e in questi 3 giorni e a tutti voi intervenuti a questa prima edizione di 2050 Forum Nazionale sull'Energia e la Sostenibilità. Prima edizione, dicevamo, circa un anno fa, insieme ad Assoesco e con il partner tecnico Phil Fisher, abbiamo pensato che sarebbe stato importante, direi essenziale per la nostra città, pensare ad un grande, aperto momento di confronto e riflessione su temi quali l'efficienza energetica, la produzione di rinnovabili, le smart cities e in generale la sostenibilità dei territori, delle città, mettendo assieme tutti i principali attori. Sono argomenti ormai imprescindibili per una città, per chi la vive. Le città sono quelle che attraggono persone, attraggono produzione, quindi attraggono anche consumi, e tutti i settori sono coinvolti, dalle istituzioni, e abbiamo qui anche con noi ovviamente l'Università, la Fondazione Cariparo, la Regione, moltissime istituzioni, all'industria, al settore finanziario. Questo evento ha ricevuto importanti patrocini dal Ministero per la Transizione Ecologica, al Ministero per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibile e anche, come si diceva, molte istituzioni, associazioni, ordini professionali e associazioni di settore. E a tutti voi, a tutti questi partner e attori va il mio più vivo ringraziamento. L'attenzione che è stata manifestata da tante realtà e istituzioni è testimonianza dell'interesse sulle tematiche trattate in queste 3 giornate. Temi che sono al centro dell'agenda politica internazionale e appunto questi ultimi mesi l'hanno anche cambiata drammaticamente, che pone le città al centro dell'agire per affrontare gli impatti dei cambiamenti climatici, sia attraverso delle misure che riducano la produzione di emissioni climalteranti, se ne parlava prima, quali sono le due grandi linee, quindi il lato della mitigazione, che attraverso azioni che rendano i sistemi urbani più resilienti alla progressiva variabilità del clima e quindi le azioni di adattamento. La conferenza di Glasgow ha indicato la necessità di agire di concerto con tutte le realtà, riconoscendo l'importanza di arrivare ad accordi anche al di fuori dei negoziati, attraverso la coalizione di volenterosi, gruppi di governi, aziende, amministrazioni locali che presentano progetti sul clima in determinati settori. E perché dico questo? Perché sappiamo che il vertice di Glasgow non ha sortito pienamente gli effetti che erano attesi. A margine però di quell'incontro hanno cominciato a moltiplicarsi altri incorsi, accordi multilaterali che potrebbero dare un contributo significativo alla sfida che ci attende. È importante quindi rafforzare il ruolo delle città e costruire reti per lo scambio di buone pratiche, idee e progetti.
e su questo anche un passo in più. Una novità, Padova sapete che sta investendo molto su questi temi, tutti i piani e programmi che sono stati recentemente approvati e sono in fase di realizzazione vanno esattamente in questa direzione, quindi il piano, il PAES, che è il piano d'azione per l'energia sostenibile per il clima, il piano del verde, il piano degli interventi, la bicipolitana, il PUMS, sono progetti che hanno l'obiettivo di rendere la città più vivibile e accogliente, oltre che innovativa, e che attiri attività imprenditoriali. Ma c'è di più, un recente riconoscimento della Commissione dell'Unione Europea ha inserito Padova tra le 100 città a neutralità carbonica pioniere. Cosa vuol dire? Significa che Padova si impegnerà con altre 99 città europee, con un patto politico importante, a raggiungere la neutralità climatica entro il 2030, in modo da traghettare l'Europa al 2050 in maniera forte. Le 3 giornate che inauguriamo oggi ci permetteranno di iniziare un percorso insieme di confronto e costruzione di una città rigenerata, coraggiosa, audace, che metta al centro le persone, le attività, la qualità della vita e la resistenza e la salvaguardia del nostro territorio. Desidero rivolgere quindi a tutti quanti hanno contribuito alla realizzazione di questo forum, in questo anno di lavoro, e a tutti i relatori presenti in queste 3 giornate la sincera gratitudine per aver accettato l'invito a partecipare a questa prima manifestazione e rivolgo il mio sincero augurio affinché i lavori risultino proficui, ricchi e l'interesse per tutti. Grazie. Grazie Gallani. Andrea Ragona, assessore alla mobilità del Comune di Padova. Grazie a tutti. Mi limito a dire 2 parole perché l'assessora Gallani ha già spiegato molto bene il senso di queste giornate, l'importanza, la trasversalità di dover parlare di questi temi appunto in una maniera onnicomprensiva a 360 gradi. La questione ambientale dell'energia non è più una questione appunto settoriale, ma attraversa tutte le nostre competenze, quindi anche quando un'amministrazione, un comune, un'istituzione pensa all'ambiente non lo deve fare in modo, come dire, a compartimenti stagni, ma deve essere un paradigma che lo guida in tutte le sue azioni. Io mi occupo di urbanistica, di mobilità e per questo noi stiamo ragionando in un'ottica di miglioramento del trasporto pubblico. Abbiamo ricevuto proprio tramite il PNRR 335 milioni che si aggiungono ad altri finanziamenti ministeriali e qualcuno anche di tasca nostra per arrivare a circa 400 milioni per cambiare il trasporto della città di Padova entro il 2026 con la realizzazione di 23-24 km di linee tranviarie. È una sfida difficile, ma è qualcosa che va fatto, dobbiamo farlo. Questo porterà ad avere 20 milioni di passeggeri, vuol dire decine di migliaia di auto in meno ogni giorno in città, quindi una riduzione dell'inquinamento, una riduzione delle emissioni di CO2 e anche una qualità della vita migliore, perché comunque oltre al tema dell'inquinamento c'è anche il tema della congestione che con le auto elettriche non diminuisce. Esatto. L'auto elettrica ci aiuta a risolvere alcuni problemi, ma non tutti. Battuta, no? Se magari tra 10 anni ci trovassimo, dico spesso, tutti in coda sull'auto elettrica, probabilmente ci guarderemo dai finestrini e ci chiederemo se non abbiamo sbagliato qualcosa. La famosa transizione. Quindi è una parte della soluzione, ma non è la soluzione. Non è là, esatto. E quindi lo vogliamo fare entro il 2026 perché appunto abbiamo l'obiettivo del 2030 e quindi vogliamo contribuire a questa sfida, ma siamo convinti di vincerla. Grazie. Grazie Ragona. Allora diamo il benvenuto a Vittorio Cossarini, che è presidente di ASSOESCO, quindi l'associazione che riunisce le Energy Service Company. Sono società che offrono servizi nel settore energetico, per esempio offrendo servizi legati all'efficienza energetica. Direi che è la principale specialità storica. Le ESCO nascono per fare soprattutto efficienza energetica e ASSOESCO è anche uno dei soggetti che organizza queste 3 giornate. Vittorio. Grazie Maurizio, grazie agli assessori del Comune di Padova che mi hanno preceduto e a Phil Fisher per il supporto tecnico dato a questa iniziativa. Soprattutto voglio ringraziare il Comune di Padova perché ci ha dato un'occasione. L'efficienza energetica sempre di più nei prossimi anni diventerà una questione di territorio, di flussi di energia e di scambio di energia, e sul territorio non si può che lavorare assieme
privato ed enti pubblici nelle specifiche competenze. Noi da un lato ci occupiamo di promuovere l'efficienza, di finanziarla, ci occupiamo della tecnologia, dall'altro lato l'ente pubblico deve occuparsi di dare un sistema regolatorio funzionale che dia certezza agli investimenti e anche di fare in modo che gli investimenti abbiano un impatto sociale. Quando si parla di territorio, per forza si parla di questo. Noi che cosa facciamo? Allora, noi siamo imprese che lavorano per delle altre imprese sul tema dell'efficienza energetica, per delle altre imprese, ma sempre di più anche per il settore civile, non solo per il settore industriale. Le ESCO, Energy Service Company, che cosa sono? Sono delle imprese che lavorano in coincidenza di interessi col proprio cliente. Perché? Perché noi promuoviamo interventi di efficienza e siamo remunerati in proporzione all'efficienza che generiamo. Non solo, ma siccome i nostri interventi durano nel tempo, seguiamo il cliente nel tempo, non lo abbandoniamo una volta che l'investimento è stato fatto. Quindi di fatto noi che cosa siamo esperti? Siamo esperti in tre cose: in tecnologia, in finanza, perché finanziamo o promuoviamo il finanziamento degli investimenti, e in sistemi regolatori, perché l'energia in parte, ad esempio per quanto riguarda l'elettrico, è un sistema regolato dal pubblico, in tutta Europa, sicuramente. Che cosa rappresentiamo come peso? Allora, diciamo che il mercato dell'efficienza energetica, quello che ruota attorno all'efficienza energetica, vale a seconda degli anni fra 2 miliardi e 100, 2 miliardi, 3 miliardi e 100, 3 miliardi e mezzo. Noi ne rappresentiamo come associazione circa 2 miliardi e mezzo, quindi siamo attorno al 70%. Prevalentemente industriale, come dicevo, ma con un'apertura sempre di più al mondo civile. Poi gli ultimi elementi, il 110%, tutto chiariscono abbastanza questa cosa. Associamo imprese piccole, ma anche le più grandi imprese del mondo energy, che da anni investono nell'efficienza energetica. Questo è un pochino anche una prova dell'importanza che assume l'efficienza energetica all'interno del più ampio aspetto della sostenibilità. Il fatto che imprese che vengono dal mondo dell'energy stiano investendo realmente miliardi nell'area dell'efficienza, quindi della riduzione dei consumi. Per ultimo, siamo in un momento molto particolare. Quando questo convegno è nato, quando è nata questa idea, eravamo ancora nel periodo, nel centro del Covid, eravamo ben lontani dalla situazione che si è creata adesso. Questo credo che lo diremo tutti oggi, non possiamo eludere questo aspetto. Allora, fra rinnovabili, efficienza e tutto, queste sono una delle strade per renderci sempre più indipendenti da fornitori, diciamo, posso usare il termine pelosi, dell'energia. Con questo ringrazio chi mi ha preceduto, chi mi seguirà. Grazie, basta. Grazie Vittorio Cossarini. Grazie. E adesso l'altro soggetto organizzatore, che è Field Fisher, studio legale, Carlo Alberto Marchi, partner Field Fisher, per darci anche lui il benvenuto. Grazie Maurizio, grazie a tutti. Porto i saluti di Field Fisher, che è uno studio legale professionale di avvocati commercialisti ed esperti degli ambiti di cui parleremo oggi, quindi diritto all'energia e sostenibilità e corporate social responsibility. Devo dire che ringrazio innanzitutto il Comune di Padova ed Assoesco, quindi il Presidente Cossarini che ha parlato prima, per aver sposato un po' un'idea che è venuta da due miei colleghi che immagino voi tutti conosciate, Pietro Pizzolato e Matteo Corbo, di mettere in comunicazione questi due prestigiosi enti e dare in là a questa iniziativa. È vero che i tempi rispetto a un anno fa sono cambiati molto, però direi che probabilmente questa iniziativa è ancora più attuale visto quello che è successo negli ultimi mesi. Al di là dei ringraziamenti devo dire di essere da padovano essere particolarmente onorato e orgoglioso di partecipare a questo evento, anche perché questa partecipazione dà conferma di due attività che abbiamo sempre promosso e che fanno parte un po' del nostro modello di studio. Da un lato aver investito molto nell'area dell'energia e nell'area della sostenibilità. Noi abbiamo una trentina di persone, di professionisti, avvocati e non avvocati,
esperti di quest'ambiti, i cosiddetti energy lawyers e professionisti esperti di sostenibilità, bilancio sociale e CSR, ESG, che sono termini che voi sapete vanno molto in moda negli ultimi tempi. E questi sforzi, questi investimenti hanno trovato un riscontro immediato da parte dei nostri clienti, e parlo soprattutto dei clienti del Triveneto e del Veneto in particolare, dove siamo fortemente radicati, e questo fa parte di un altro ambito del nostro modello, un altro milestone del modello, che è quello di essere molto vicini ai clienti, crescere con loro, farli crescere ma crescere insieme a loro, un po' secondo le logiche che ha detto prima il Presidente Cossarini, di non fare un'attività di consulenza spot ma continuare a seguirli. Devo dire che sulla sostenibilità e energia, devo dire che questo è un ambito che ci ha trovato sempre molto d'accordo con i clienti. Sinergia che è stata una bellissima esperienza vissuta con il Comune di Padova e con Assoesco per creare questo evento. Sono stato molto veloce, spero di aver mantenuto i tempi. Non mi risulta, nella mia esperienza nessuno si è mai lamentato nel pubblico quando si è sintetici, non mi risulta che sia un problema. Grazie. Quindi grazie ancora a tutti. Invece io, per poco non dimenticavo l'Università degli Studi di Padova, c'è qui Francesca da Porto, prorettrice alla sostenibilità, che ci dà il suo benvenuto, insomma qualche considerazione di apertura. So che ha una sovrapposizione di eventi in questi giorni a tema energia, se ho ben capito, anche con gli studenti. Ecco. Certamente, perché gli studenti, dicevo, sono il nostro motore, noi come università abbiamo la fortuna di vivere a contatto con le generazioni future, quelle che ci chiedono di fare anche questo cambiamento, e quindi questo naturalmente ci fa scattare tutte quelle scintille che ci possono essere quando la mente fresca e la mente che desidera un futuro migliore si incontra con le menti che lavorano per lo sviluppo e per l'innovazione, che quindi sono in grado di indirizzare le energie, non solo le energie in senso energetico, anche quelle psichiche, ma insomma, anche quelle psichiche umane nella direzione giusta. Ci tenevo comunque a portare un saluto da parte della magnifica rettrice Daniela Mappelli, ma un saluto mio personale proprio in qualità di prorettrice alla sostenibilità del nostro Ateneo, e nel fare questo ringraziare naturalmente il Comune di Padova che ci ha invitato anche in qualche modo a partecipare all'organizzazione con i nostri relatori e agli organizzatori di questo evento, Comune con il quale condividiamo un forte legame di storia e tradizione, ma anche di visione del futuro e innovazione. Storia e tradizione è presto detto, tra esattamente 10 giorni, alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella, la Presidente del Senato Casellati e Presidente del Parlamento Europeo Metsola, inaugureremo l'800° anno accademico dell'Università di Padova, quindi naturalmente... Tra l'altro posso dire una cosa, è un anno molto buono, per esempio l'Università di Padova ha fatto man bassa di ERC, è stata l'università che quest'anno in Italia ha portato a casa più finanziamenti. ERC sono i finanziamenti più ambiti dai ricercatori europei e sono molto prestigiosi. E infatti ci fa particolarmente piacere, sì, grazie, che questo forum sia qui, perché in qualche modo la dimostrazione che città e università lavorano assieme in questo, spinta verso l'innovazione. Dicevo visione del futuro perché, riprendendo le parole dell'assessore Gallani, Padova, e mi complimento con il Comune veramente per questo risultato, è tra le 100 città selezionate per questo importantissimo obiettivo fissato della neutralità raggiunta prima. Però in questo contesto l'Università di Padova anche si è mossa, siamo dentro in entrambi i ranking che si occupano di sostenibilità a livello mondiale, siamo tra le prime 100 università per sostenibilità nel mondo, in particolare al 76° posto di Green Metric e al 99° del Timesite Education. Quindi voglio dire, questo risultato molto importante si ottiene perché naturalmente siamo il posto preposto a portare innovazione, quindi non posso qui dilungarmi su tutti gli aspetti di innovazione tecnologica che vengono studiati all'interno delle nostre mura e creati e sviluppati dal niente, nel campo naturalmente dell'efficientamento, delle energie rinnovabili, della mobilità.
ma non solo, perché anche nel campo dello sviluppo di nuovi modelli sociali, giuridici, economici, di cui in questi giorni parleremo e che sono naturalmente fondamentali per accompagnare la transizione ecologica. Una cosa che è fondamentale è che questa innovazione deve essere anche applicazione nel concreto, e questo ci tengo a dirlo, perché avviando un percorso di sostenibilità anche interno e quindi di trasformazione in senso energetico ed ecologico della nostra organizzazione, è così che siamo riusciti ad ottenere i risultati dei ranking che vi ho detto, ma siamo anche riusciti ad ottenere dal 2018 ad oggi una riduzione delle emissioni del 40%. Quindi questa è la capacità che le amministrazioni possono avere quando agiscono nel concreto, applicano, nel nostro caso le conoscenze anche che produciamo, di ottenere risultati. Quindi da ultimo vorrei soltanto dire che questi risultati non si possono che ottenere poi a scala globale attraverso la partnership, la condivisione, la collaborazione. Queste cose sono già state citate prima negli interventi prima dei miei, quindi collaborazione e partnership tra industria, pubbliche amministrazioni, tra cui l'università, oltre che gli enti locali e gli enti che sono fondamentali nella gestione del territorio, sono i più vicini alla cittadinanza e i più vicini nella gestione anche dei problemi legati ai cambiamenti climatici. E questo in questi anni l'abbiamo fatto perché abbiamo avviato tantissime collaborazioni con il Comune e con la Regione su temi importanti, le risorse, la mobilità, il verde, il procurement verde, ottenendo dei risultati importanti che sono stati veicolati anche al Ministero e a tutte le altre pubbliche amministrazioni, quindi si creano best practice, si attuano azioni, ma le si condividono con tutti perché questo è l'unico modo per raggiungere dei risultati, e quindi ci auspichiamo che questo possa continuare e rafforzarsi, questa partnership, e anche grazie ai lavori di queste 3 giornate si affrontino, si capisca come affrontare l'importante sfida. Vi ricordo soltanto, è già stato citato, che fino a poco tempo fa parlavamo di povertà energetica, parlavamo di transizione giusta che sostenga quindi le imprese e quelle aree sociali che possono essere in qualche modo colpite negativamente da una transizione energetica troppo rapida. Oggi ci troviamo a parlare, siamo stati catapultati in un altro pianeta che è quello della sicurezza energetica e quindi di come raggiungere la sicurezza energetica anche attraverso la transizione ecologica. Io penso che noi vogliamo vederla in questo modo, non è un ostacolo ma è una sfida. Non è una tassa, è un'opportunità. È un'opportuna sfida che come sfida diventa un'opportunità. Grazie. Grazie. Ringrazio per aver concluso, tra l'altro, su questo tema della sicurezza energetica. Dovremmo farci delle grosse domande a livello, devo dire, sia italiano che anche europeo, su come sia stato possibile infilarsi in questa situazione. Perché chiunque lavorava in questo settore conosceva la situazione, sapeva che era una situazione molto pericolosa. È incredibile. Questa è una cosa che cercheremo di capire, magari anche con i soggetti politici in questi giorni, come sia stato possibile infilarsi in una situazione che un genitore con un figlio avrebbe riconosciuto, no? Se il figlio beve solo aranciata, ti rendi conto che c'è un problema. Ma comunque, allora, vi leggo adesso il messaggio che ci ha mandato la Presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, che, insomma, che io sappia ha cercato fino all'ultimo di essere presente, anche perché so che è padovana, credo, no? Ma poi evidentemente, insomma, potete capire i molti impegni di una figura come quella. Vi leggo il suo messaggio. Invio con grande piacere un pensiero di saluto in occasione della prima edizione di 2050, Forum Nazionale su Energia e Sostenibilità, promosso dal Comune di Padova in collaborazione con Assoesco. Impegni istituzionali non mi consentono di condividere con voi le emozioni e pensieri di questa giornata inaugurale, come sarebbe stato mio desiderio, ma voglio congratularmi per lo spirito e l'impegno che hanno contraddistinto l'organizzazione di un appuntamento con il futuro, a cui guardo con grande interesse e profonda attenzione. I temi al centro del calendario nei prossimi giorni rappresentano infatti alcune delle più importanti tappe di un percorso di modernità, sviluppo e progresso a cui ciascuno di noi deve partecipare con convinzione. Transizione ecologica, fonti rinnovabili, efficienza, autosufficienza energetica, mobilità sostenibile sono sfide che impongono all'Italia un salto di qualità epocale in vista dell'ambizioso traguardo delle 0 emissioni fissato
dall'Europa per il 2050. Obiettivi verso i quali le risorse del Recovery Fund, insieme al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, possono dare una spinta eccezionale, ma che potranno essere raggiunti solo se sapremo pianificare con intelligenza e lungimiranza strategie e investimenti. Fondamentale in tale direzione è il contributo di tutti, istituzioni, mondo dell'impresa e dell'industria energetica, finanza, università, informazione. Preziosi gli esempi che possiamo trarre dallo spirito di iniziativa di regioni, comuni ed enti locali di cui occorre valorizzare le idee e potenziare la capacità realizzativa. Così come indispensabile è un sinergico patto di crescita tra pubblico e privato per sostenere il coraggio, l'intraprendenza e la creatività di tanti settori delle nostre economie che hanno messo innovazione, sostenibilità, integrazione con l'ambiente ed efficienza energetica al centro dei loro programmi di sviluppo, verrebbe da dire anche al centro del proprio lavoro. Ma ancora più importante è il coinvolgimento dei cittadini, perché ogni transizione implica per definizione un'evoluzione della società, ovvero una crescita culturale, prima ancora che tecnologica e infrastrutturale. Le drammatiche conseguenze dei cambiamenti climatici e la sempre più preoccupante crisi delle tradizionali risorse energetiche sono segnali di fronte ai quali occorre promuovere e divulgare tra i cittadini la consapevolezza che investire nella sostenibilità non è più soltanto una scelta meritevole, solida e durevole nel tempo, ma una via obbligata tanto sul piano ambientale quanto su quello economico e sociale. Allo stesso tempo le recenti tensioni internazionali, aggravate dall'inaccettabile tragedia umana della guerra in Ucraina, ci obbligano a ripensare gli obiettivi di autosufficienza energetica e il ricorso alle fonti rinnovabili anche in termini di sicurezza nazionale per contrastare ogni possibile vulnerabilità. Rinnovo pertanto i miei auguri per il pieno successo di questa iniziativa, nell'auspicio che possa consolidarsi nel tempo come prezioso momento di confronto tra competenze ed esperienze nell'interesse primario dei cittadini e nel dovere morale di assicurare alle generazioni che verranno un lascito di vere speranze e vere opportunità. Elisabetta Alberti Casellati. Bene, allora abbiamo concluso, direi, la fase introduttiva e adesso entriamo, cominciamo a entrare nel dibattito con 3 interventi per cominciare. Di Roberto Ciambetti, Presidente del Consiglio regionale, di Vito Borrelli per cominciare, della Commissione europea, della rappresentanza italiana presso la Commissione europea, poi avremo Roberto Ciambetti, Presidente del Consiglio regionale Veneto e ambasciatore del Patto dei Sindaci, e Alessia Rotta, che è Presidente della Commissione Ambiente della Camera. Allora, io direi che poi, certo, prego, Vito Borrelli, eccolo qua, il rappresentante della Commissione europea. Se gli ospiti vogliono possono salire qua tutti e 3, altrimenti salite uno alla volta. Io vi lascio la scelta. Ecco, sì, benissimo, grazie. Benissimo. Ecco, Vito Borrelli, non ci sono dubbi su chi sia Alessia Rotta, e poi Roberto Ciambetti. Benvenuti, grazie. Allora, cominciamo a ragionare. Io faccio subito questa domanda. Una volta tanto ci siamo resi conto, tra l'altro noi italiani, di aver, come dire, sbagliato a non tenere in considerazione in modo evidente sufficiente il tema della sicurezza energetica, però abbiamo scoperto che i tedeschi sono stati capaci di fare di peggio per una volta. Ecco, c'è a livello europeo evidentemente una grande sensibilità per il tema della sicurezza energetica, evidentemente negli anni scorsi non c'è stata. O forse c'è stata l'illusione che ci si poteva comprare Putin, che questa è un'altra delle possibili interpretazioni, cioè paghiamo il tiranno così lo teniamo buono. Però è sorprendente che l'Europa non si sia posta. Io una domanda che voglio fare, che non abbia avuto questo tema come un tema importante, no? Grazie della sollecitazione. Se mi permetti, ti do del tu. Sì, assolutamente. Volevo iniziare... Il titolo del suo intervento era Fit for 55, quindi l'ho preso un po', come dire, No, e adesso ce lo racconta. Però... Avevo preparato una piccola introduzione perché mi sembra non casuale che questo evento sia stato organizzato a partire dal 9 maggio. Per l'Europa il 9 maggio è la festa dell'Europa, perché si
celebra la firma della dichiarazione Schuman, che fu appunto fatta nel 9 maggio del 1950, quindi quest'anno sono 72 Abbiamo anni. tutti imparato di recente che è il giorno della parata in Russia, ma comunque... Purtroppo, invece... appunto, negli ultimi giorni questa festa dell'Europa è stata eclissata un po' da 9 maggio, festa della vittoria, che comunque è una vittoria contro il nazismo, che sicuramente è un'altra ricorrenza che va tenuta a mente. Purtroppo però appunto coincide con una situazione di guerra in un paese a noi vicino, di conseguenza meno celebrativa, ecco, rispetto ad altri anni. Detto questo, in questa giornata così importante è un piacere innanzitutto essere qui in rappresentanza della Commissione Europea per presentare quelle che sono le linee politiche in materia di energia e sostenibilità. Per rispondere alla tua domanda, Maurizio, la Commissione Europea ha ormai da anni posto la transizione ecologica come priorità assoluta e l'ha fatto in maniera assolutamente visibile con... Però non in ma questo in Italia non è io questa è una cosa che non ho mai capito il perché, non si è mai guardato fino a 2 mesi fa, non si è mai guardato alle rinnovabili come un elemento di sicurezza energetica. C'era scritto, non capisco perché ci siamo accorti adesso che le rinnovabili sono un fatto di sicurezza energetica, ma non volevo polemizzare. No, cioè diciamo che quando nel 2018 la Commissione von der Leyen ha iniziato il suo mandato, la Presidente Ursula von der Leyen, proprio nel discorso di insediamento, il suo stato sull'Unione, ha posto la neutralità climatica per il 2050, il traguardo intermedio 2030 col Fit for 55, di cui magari poi parleremo un po' più in dettaglio, e ovviamente per raggiungere questi obiettivi le energie rinnovabili che andrebbero triplicate da qui al 2030 come obiettivi fondamentali. Grazie che abbiamo cominciato a lavorarci prima, sta dicendo. Diciamo che, esatto, poi purtroppo ecco questo obiettivo fondamentale che ha rappresentato, ha caratterizzato proprio questa nuova Commissione Europea, è stato oscurato da una serie di emergenze e di crisi che hanno ovviamente messo a seria prova, a dura prova questa implementazione della legge del clima, che appunto prevedeva tutte una misure idonee a raggiungere quegli obiettivi prefissati. Per fortuna c'è stata la saggezza e la lungimiranza da parte delle istituzioni europee di riuscire a dare come risposte alle crisi, in primo luogo la crisi pandemica iniziata nel 2020, ancora in corso più o meno, con una risposta senza precedenti, che è stata Next Generation EU, una risposta che ha permesso di dare ai paesi, quelli soprattutto magari che avevano dei problemi economici più gravi, la possibilità attraverso un finanziamento e dei prestiti mai visti prima, tra l'altro basati su crediti comuni, quindi un passo davvero rivoluzionario in termini di misure di condivisione del debito anche europeo, ha dato la possibilità ai paesi, in particolare all'Italia che ha avuto la parte maggiore, di fare delle azioni di progresso in tutti i settori, ma in particolare ponendo anche delle quote proprio per il settore verde, almeno il 40% di questi fondi PNRR, poi trasformati a livello nazionale, per le misure devono essere coerenti con quelli che erano degli obiettivi europei comunque già esistenti. Quindi direi che... Ecco, quindi questo Fit for 55, cosa diavolo è? Ce lo ricordi brevemente? Allora sì, è un termine che tra l'altro è stato subito poi anche tirato indietro, perché si capiva che per tutti non era molto comprensibile. Se uno ha problemi con la F è la fine, ma vabbè. Diciamo che l'obiettivo era di rendere l'Europa pronta per un obiettivo del 55% di riduzione delle emissioni globali. Al 2030. Questo era è stato il momento in cui si è deciso di innalzare dal 40 al 55% l'obiettivo di decarbonizzazione al 2030. Ovviamente come obiettivo intermedio in vista dell'obiettivo 2050 di neutralità climatica. Poi, come abbiamo sentito prima, ci sono molte città, molte realtà locali, come per esempio le 100 città che sono state riconosciute dall'Unione Europea come mission cities per la neutralità climatica per il 2030, insomma, che quindi sono appunto vanno avanti rispetto agli obiettivi fissati. Ma diciamo che in linea di massima il Fit for 55 include è la legge del clima che include tutta una serie di misure a livello di clima, di combattere il cambiamento climatico, di mobilità sostenibile, di territorio, di fiscalità e di energia soprattutto, che dovrebbero permettere anche una maggiore autonomia, e qua veniamo alla seconda grande crisi che ha messo
a rischio l'applicazione di queste norme, che è quella della guerra, in cui ci siamo resi conto, pur essendo comunque uniti a livello europeo, dimostrando una grande compattezza di risposta, ci siamo resi conto di non avere una politica energetica comune e di conseguenza di essere ancora fortemente dipendenti dalla Russia, cosa per cui il sesto pacchetto di sanzioni che l'Europa sta discutendo è difficile da concordare, molto difficile da concordare, certo, sì, poi magari no, ce la prendiamo perché non ci piace Orban quando l'Ungheria dice, però poi quando la Germania dice no o noi diciamo no al gas, non è mica tanto diverso in fondo. Ecco, diciamo, può continuare a non piacerci, ma su questo c'hanno anche un po' ragione. Insomma, grazie per intanto. Io vado subito da Roberto Ciambetti, Presidente del Consiglio regionale Veneto, ma dicevamo ambasciatore del Patto dei Sindaci, che è un'iniziativa che ha un po' di anni, in cui l'Italia in particolare si è distinta, abbiamo tantissimi comuni che hanno aderito al Patto dei Sindaci, Italia e Spagna sono i due paesi che hanno aderito di più, e quindi, come dire, non so che cosa ci vuol dire, ma senz'altro insomma, questo sarà un pezzo di questa partita della decarbonizzazione. Mi permetto di andare in scia a quanto dicevo. Sì, vale per tutti la domanda di prima. No, ma anche perché frequento abbastanza Bruxelles, l'ho frequentata da assessore ai fondi comunitari dal 2010, la frequento dal 2016 come componente del Comitato delle Regioni. Ho frequentato anche Strasburgo in qualità di componente della conferenza sul futuro per l'Europa che si chiude oggi a Strasburgo. Ho preferito comunque essere qui invece che a Strasburgo perché oggi è più che altro patina più che lavoro. E sinceramente sull'energia purtroppo se ne è parlato poco. Vi faccio un esempio proprio degli ultimi mesi, conferenza sul futuro per l'Europa, che ha avuto un orientamento molto spinto sui panel dei cittadini, almeno quelli che hanno partecipato, non tantissimi, e sul lavoro che ha fatto questi panel che si sono chiusi il 21 febbraio. E da febbraio in poi è cambiato qualcosa nel mondo, non si è riusciti nella conferenza a capire che forse qualcosa era cambiato, quindi veramente è difficile riuscire a parlare di energia, di programmi strategici proprio per l'approvvigionamento, quindi è una cosa che sinceramente negli ultimi anni, ad esempio il Comitato delle Regioni segue la Commissione ENVE che si occupa proprio di energia, di cambiamenti climatici, si è spinto molto, si è parlato molto del Green New Deal, però effettivamente su come approvvigionarsi in maniera sicura per l'Europa non si è ragionato molto, e non si è ragionato molto a livello di paesi europei, mi permetto di dire. Intanto mi permetto di fare i complimenti alla città di Padova di essere fra le 100 città europee che avranno molto da fare per i prossimi anni. Sembra un po' anacronistico parlare di neutralità climatica, di smart city, quando siamo costretti come Italia a riaprire le centrali a carbone, approvvigionarsi di combustibili fossili. Però forse è proprio nei momenti di crisi che arriva una spinta a fare ricerca, a fare efficienza energetica, a mettere in moto quelle energie positive che abbiamo sul territorio. Lo vedrete nei prossimi giorni, e io sinceramente fino a 2 settimane fa non pensavo, in Veneto abbiamo già chi produce caldaie a idrogeno, con sistemi che riescono a procurare idrogeno attraverso pannelli fotovoltaici in maniera, direi, disarmante da quanto è semplice. Lo vedrete anche su altre iniziative che come Regione faremo nei prossimi tempi, però non si dovrebbe essere costretti a pensare nell'emergenza a fare questo. Io prendo un mio caso personale, nel 2009 quando ero semplice consigliere ho fatto una legge contro l'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico. Dopo 4 anni abbiamo fatto con l'Enel una verifica di come la legge era applicata e messa in moto. Tra l'altro avevamo utilizzato la fine della vecchia programmazione comunitaria per spingere i comuni a efficientare la propria illuminazione pubblica, e dopo 4 anni i comuni del Veneto risparmiavano 15 milioni all'anno di energia elettrica dalla pubblica illuminazione.
Ci sono delle cose che appunto, se messe in moto, soprattutto utilizzando bene l'energia elettrica, l'energia in generale che dobbiamo usare per la qualità della nostra vita, ripeto, dobbiamo soprattutto efficientare e mettere in moto quelle cose che già possiamo fare. Adesso, guardando avanti, riuscire a diversificare la faccio una domanda, no? Prego. Per me peraltro sfonda una porta aperta, e tra l'altro sfonda una porta aperta anche con gli organizzatori, che essendo... Però non è proprio il settore pubblico uno di quelli che investe di meno in efficienza energetica, cioè le scuole, gli edifici pubblici, quella roba, non sono proprio quelli. Io non ho, per esempio, incentivi fantasmagorici al fotovoltaico, ma per 10 anni fa, adesso abbiamo ripetuto l'errore col 110, perché poi parliamo anche di questo, sì. Come si dice, ma per tirar fuori simili masse di denaro, lo Stato non faceva prima, mi domando, a mettersi pannelli fotovoltaici sulle scuole, così poi abbatteva le sue bollette? Cioè, perché il pubblico alla fine è sempre indietro rispetto al privato in questo tipo di partite? Perché il pubblico, anche quando ci sono i soldi da spendere, come adesso. Il problema è proprio questo, che ci sono tanti soldi da spendere, con leggi e, mi permetto di dire, burocrazia che appesantisce in maniera clamorosa qualsiasi decisione. Non possiamo fare un commissario per ogni scuola, si dovrebbe essere soprattutto per il codice degli appalti, tra virgolette il nuovo codice degli appalti, una revisione totale, perché è sembrato veramente l'ufficio complicazioni affari semplici. Purtroppo vincono prima le imprese che hanno l'avvocato piuttosto quelle che hanno veramente le squadre di operai e di montatori. Quindi purtroppo ci troviamo con una legislazione che ricade sul pubblico e che dà responsabilità pesanti a molti dirigenti, con appunto un freno più che un'iniziativa e un incentivo a spendere soldi. Semplificazioni ne sono arrivate, poi è un altro tema di cui parlare, anche cercando di capire cosa è giusto, cosa è sbagliato, se sono troppe, se sono poche, se ne servono ancora. Ce n'è bisogno ancora. Ce n'è bisogno ancora, lei dice. Alessia Rotta. Riparto da lì anch'io. Buongiorno, sì, per forza. Buongiorno, mi sembra inevitabile. Buongiorno a tutti. Sono già tanti gli stimoli che ho ricevuto in queste prime battute e quindi i file che mi si sono aperti. Voglio partire però dallo stimolo posto, cioè ci siamo accorti solo ora perché le rinnovabili non potevano essere accelerate prima. Allora voglio citare qui un esempio a proposito, non per dire quello che è stato fatto, ma evidentemente se è stato fatto era possibile farlo. Voglio ricordare che a fine luglio dell'anno scorso, con l'ennesimo, anche questo dovrebbe essere significativo di un non buon modo di procedere, abbiamo fatto un intervento chiamato semplificazioni ancora una volta, e a quell'epoca, a proposito di permitting, sto parlando di permitting delle autorizzazioni per le rinnovabili, i tempi di attesa, il 70% era dedicato appunto nella fase autorizzativa, erano di 7 anni in media per impianti di energia rinnovabile, ed è tutto evidente che questo non è sostenibile per un paese, non è sostenibile per imprese che desiderino investire. Dopo questo decreto e un altro siamo intervenuti per ben 2 volte come Camera, tutte quindi trasversalmente, non è arrivata notizia appunto un mese fa che 2 impianti di energia rinnovabile, in particolare eolico, in Puglia in particolare. I 7 anni sono la media per le pale eoliche in particolare, o addirittura 7 anni, esatto. E adesso però, appunto notizia di 2 mesi fa, del presidente della VIA, della valutazione di impatto ambientale nazionale, il presidente Atelli, ci ha dato notizia che in 2 mesi si è riuscito ad autorizzare. Che cosa significa? Significa che è possibile. Io credo che un merito del tema della transizione, di questa concentrazione di risorse, di norme e di risorse economiche, sia stato il fatto di dare un nome a quella che noi tutti chiamiamo da troppo tempo nel nostro paese burocrazia, che per me è un termine ombrello che diciamo complica ulteriormente, cioè getta una nebbia
su dei processi, perché la burocrazia è colpa di tutti e colpa di nessuno e non c'è mai un filo in realtà per scioglierla. Allora invece ragionare laddove andiamo a vedere, in questo caso ovviamente nel settore delle rinnovabili, ma il settore in cui dobbiamo progredire, cioè quello della transizione green cosiddetta e transizione digitale, ha un senso perché andiamo, io penso, a bombardare esattamente i singoli meccanismi. Purtroppo dobbiamo tornare su continuamente perché forse il nostro modo di fare legislazione ha bisogno, e io lo credo molto fortemente, in particolare in questo settore, penso che l'Italia sia uno dei pochi paesi europei che non ha ancora una legge sul clima, e questo non va per niente bene perché noi dobbiamo continuamente misurare. Io sono sconvolta e sto facendo un lavoro su questo con la Commissione, sul fatto che noi abbiamo una quantità rispetto alle altre epoche, diciamo, del nostro paese in generale, una quantità di dati, di misurazione, di misurabilità delle nostre azioni, e poi queste non vengono messe a disposizione della legislazione, e quindi l'impatto di quello che facciamo, di qualsiasi cosa che facciamo, non viene poi calcolato come potrebbe essere fatto. Avrete letto anche articoli molto recenti che dicono già ma però con quello che è previsto al PNRR già sforiamo quelli che sono gli obiettivi che ci siamo dati al 2030 e al 2050. Questo non è possibile, non deve essere possibile. E prendo anche lo stimolo che dava la prorettrice, che mi vede molto d'accordo. Un tema centrale per rispondere ancora alla domanda iniziale, cioè quella del quindi come ci dobbiamo muovere, la nostra dipendenza, ce ne accorgiamo ora, dai fossili. In questo paese non è così chiaro, non è stato così chiaro fino ad oggi che la transizione è una soluzione e non un ostacolo. Certamente la transizione ha bisogno di grandi ammortizzatori, li chiamo così non a caso. Le risorse servono anche ad essere, diciamo, degli ammortizzatori, perché la transizione è un processo e come tutti i processi vanno accompagnati, perché ci saranno delle perdite di lavoro, ci saranno degli altri nuovi lavori, e questo, diciamo, non è indifferente. Ma non possiamo e non dobbiamo nasconderci. Io sono stata rappresentante del Parlamento italiano, ho avuto la fortuna, l'onere, l'onore, diciamo, di rappresentare l'Italia, il Parlamento italiano, sia alla Pre-COP in Italia e poi a Glasgow, e poi sono stata all'ONU sempre nella stessa veste della prima riunione fisica che si è tenuta finalmente dopo 2 anni, e non sfugge a nessuno che questa, che è una guerra che è geopolitica della Russia contro l'Ucraina, in realtà a questo sottostà, non solo a questa guerra, ma se noi le sovrapponiamo a quello che è successo alla COP rispetto al phase out del carbone o il phase down, la posizione di India e Cina è esattamente omologa con la loro astensione all'Assemblea dell'ONU sulla Russia, cioè questa è anche una guerra energetica. Chi è detentore delle ricchezze del fossile è evidente che non accetta così di buon grado la transizione. Lo dico in premessa e non, diciamo, e poi nello sviluppo, perché non è una transizione neutra e non è una transizione che non ha degli ostacoli o diciamo personificazione di questi ostacoli. Poi insomma come dire, adesso io cerco di leggere tra le parole, ma forse queste semplificazioni che stiamo facendo adesso non venivano fatte per una ragione. Ho capito bene? Cioè, queste forti semplificazioni che ci sono state fatte negli ultimi mesi di fronte a una situazione chiaramente di necessità, la domanda perché non le abbiamo fatte prima mi sembra difficile non porsela, e il dubbio che, come dire, scatenare l'installazione di rinnovabili, ovviamente, come dire, non fosse da tutti percepito come un... Sì, sicuramente degli interessi in gioco ci sono, non possiamo non nasconderci, dopodiché voglio dire che alcune assunzioni che noi oggi diamo per scontate, perché nel dibattito diciamo la transizione appare, io quando sento sfida diciamo non sono d'accordo, perché non è una sfida, la nostra è una strada obbligata, perché se continuassimo, e qui vado dall'energia diciamo al tema dell'economia circolare, a produrre e a muoverci come ci siamo mossi, consumeremo, e sono dati della Commissione Europea, entro il 2050 consumeremo 3 pianeti che non abbiamo. Ma sia questo sia il climate change non sono diciamo dei temi sui quali c'è stata una consonanza scientifica, certo, e tantomeno politica. Quindi questo è diciamo un dato di partenza importante per capire dove e come possiamo muoverci. Dopodiché sicuramente, come veniva citato prima,
l'aiuto e diciamo finalmente il cambio di marcia da parte della Commissione, da parte della Presidente von der Leyen, importante per una transizione, ripeto, necessaria, perché non possiamo permetterci diversamente, diciamo, aiutano ma non fanno tutto. Dopodiché, insomma, ognuno, cioè, dobbiamo sicuramente muoverci in maniera rapida, ma anche in maniera, diciamo, con un disegno e con attenzione ai singoli processi che vengono messi in campo. Sì, Stavamo parlando poi del 110, cioè il 110, che lavora. ora io qui non voglio aprire delle polemiche, ma il 110 è stata sicuramente, lo dico perché 2 anni fa vennero dal Bundestag i colleghi della commissione nostra omologa a vedere sul 110 e dobbiamo dire che in tutta Europa questa misura è attenzionata, quella dell'efficientamento energetico, perché anche qui se noi non riconosciamo che il 70% delle emissioni CO2 sono di natura antropica e umana e che quindi dobbiamo agire su tutti i settori, che siano i trasporti, che siano l'efficienza e che il nostro, diciamo, la vetustà del nostro patrimonio immobiliare, certamente il pubblico e il privato, questo era un punto di partenza importante. Poi dopodiché, se noi discutiamo su come è declinato il 110, possiamo discutere molto, con molti difetti che ci sono stati. Per me i 2 difetti principali sono, o meglio 3, uno, che avremmo dovuto agire a partire dal pubblico in particolare, lo diceva il Presidente Ciambetti, quanto sono importanti le città e quanto è importante investire non solo sulle case popolari ma sugli edifici pubblici che diciamo possono dare non solo un grande contributo ma sono anche, diciamo, vengono fruiti dai cittadini e quindi su questo è molto importante. E forse ci doveva essere una gradualità rispetto all'utilizzo dell'incentivo del 110, non so se a partire dal censo, ma sicuramente una gradualità su quello deve essere considerata. Un aspetto che mi interessa molto, che stiamo indagando, abbiamo fatto... Onestamente tutti i problemi che si stanno verificando erano stati ampiamente previsti da chi prima ancora che il 110 diventasse legge aveva segnalato la possibilità di questi problemi, erano stati tutti previsti ed erano nelle cose, bastavano delle attenzioni, non è che non va bene, a parte che ripeto, la mia opinione, io quello che vorrei capire a questo punto, abbiamo imparato stavolta la lezione che gli incentivi vanno progettati bene, perché non è la prima volta, abbiamo avuto 10 anni fa il terzo e il quarto conto energia, che si va, chiedo scusa, da niente a incentivi fantasmagorici per poi dover 6 mesi dopo fare marcia indietro. Sì, questo è la critica personalmente che faccio, sì, le intenzioni no. Concordo, infatti come Commissione ho presentato ad uno dei numerosi decreti che si sono, diciamo, succeduti in questi mesi un emendamento, d'accordo tra l'altro studiato non da me ma con gli stakeholder, come si dice in questi casi, dove si diceva che il massimo dell'incentivo, cioè il 110, siccome è evidente che andrà a scemare il 110, perché noi non pensiamo di destinare il 110 o comunque il massimo dell'incentivo ad interventi che siano intanto di pubblico privato e che poi non riguardino. Il 110 ha avuto un merito, dalla singola casa si è passata all'edificio. Ora noi dobbiamo fare lo sforzo di passare dall'edificio in realtà all'intero quartiere. Se noi pensiamo ad una progettazione pubblico-privata che vada a mettere a sistema e un po' questo incentivo anche sposarlo, cioè, ecco il secondo aspetto che voglio dire, se no poi tutto mi sfugge, è quello della prova del 110 rispetto al reale efficientamento energetico, perché su questa prova non abbiamo ancora evidenze certe e questo non è possibile. Perché noi spendiamo una marea di soldi pubblici rispetto al fatto che, ecco, vede, mi dice zero. Tutto questo però non viene indagato. Dopodiché, dall'altra parte, io voglio dire l'ultima cosa, sulla fatica degli incentivi. È necessaria una programmazione, perché io prima con il Ministro dell'Economia Gualtieri, poi adesso con il Ministro dell'Economia Franco, ogni volta c'è stata una battaglia vera e propria tra Parlamento, perché chi tiene i conti dice ma non so quanto questa misura mi costerà, visto no, il suo successo. Poi diciamo, quindi dicono ma ci sono le truffe. Poi scopriamo che però le truffe non sono sul 110. Non sono sul 110, erano tutte sul 90. Sono sul 90% che non ha nessun tipo di controllo e che dalle facciate, diciamo così, erano pagate le facciate, si facevano anche molte altre cose. Quindi il tema è essere scrupolosi, sì, la risposta, molto scrupolosi, specialmente quando si tratta di soldi pubblici, specialmente quando si possono innescare delle dinamiche pazzesche dei prezzi che abbiamo visto e che rendono oggi, che hanno contribuito, non sono la sola causa, perché io non ci sto all'automatismo che 110 è uguale aumento dei prezzi, perché sono aumentati i prezzi di beni che non hanno nulla a che vedere con il 110. Sono aumentati anche, come dire, la manodopera ha seguito esattamente
esattamente lo stesso trend delle materie prime, perché normalmente in una ristrutturazione la manodopera è una percentuale del costo di installazione, così lavorano tutti e quindi è salito tutto. Grazie comunque, torno brevemente, io direi da Borrelli, per se avete, come dire, se volete reagire o se avete qualcosa da aggiungere rispetto a quello che è stato detto negli ultimi minuti, una battuta e poi chiudiamo. Prego. Sì, brevemente, solo per ricordare, visto che la prima sollecitazione che avevi fatto era quella appunto sulla timidezza in qualche modo dell'Europa in materia di realmente dare una spinta reale a questo processo che è inevitabile, come diceva appunto Alessia Rotta, perché non esiste, come vedo anche nello slogan, un pianeta B, lo sappiamo, quindi non abbiamo scelta. Detto questo, ricordiamoci che fintanto che sussisterà il sistema decisionale a livello europeo che c'è adesso, che i trattati permettono adesso, ovvero quello dell'unanimità per le decisioni, se tutti i paesi non sono d'accordo sarà impossibile fare dei passi veramente importanti. È stato ricordato più volte che COP26 è stato un bicchiere mezzo pieno mezzo vuoto, perché evidentemente già l'Europa, senza il supporto di tutti gli altri paesi che inquinano tra l'altro molto di più dell'Europa, l'Europa è responsabile dell'8% delle emissioni globali, quindi senza una reale volontà in questo senso da parte di India, Cina, Stati Uniti stessi, sarà difficile andare avanti seriamente. Ma anche all'interno dell'Europa stessa, voglio dire, non si può pensare che questo sforzo non tenga in considerazione gli interessi economici, geopolitici di ciascuno dei Paesi membri, e non è un caso che la tassonomia, la famosa parola tassonomia, sia stata adeguata proprio in misura di quelle che erano le necessità di alcuni paesi. Certo. Non è un caso che il Tutte le nucleare sia polemiche del rientrato caso, certo, dalla finestra quando era stato tirato fuori dalla porta, non è un caso che il carbone di nuovo in alcune forme, il gas sia di nuovo nella tassonomia. Evidentemente ci sono degli interessi economici troppo forti. Detto questo, si sta lavorando, e ritorno a quanto detto prima, attraverso la conferenza sul futuro dell'Europa, a un riflessione su una revisione di questi trattati europei che possano modificare in maniera più basata su una maggioranza qualificata nelle scelte fondamentali sul futuro dell'Europa. Si lavora molto sulle coalizioni rafforzate, sulle piccole associazioni di paesi che possano andare veramente più veloci di altri, e in questa ottica ci si augura che appunto questa lentezza possa in qualche modo essere bloccata e ci sia un'accelerazione che possa facilitare, sempre alla luce poi delle emergenze, soprattutto se che questi come dire, per esempio queste 100 città dimostreranno fattivamente A che si può fare e B che conviene farlo, cosa realisticamente che si arriverà alla fine a questa conclusione, io immagino, me lo auguro, ma lo credo anche personalmente. Ciabetti vuole aggiungere qualcosa? Sempre a Borrelli, leggevo un'agenzia adesso che 10 stati stanno raffreddando le intenzioni del Parlamento di modificare i trattati, quindi sinceramente oggi appunto ho fatto bene a non andare a Strasburgo. No, mi permetta due parole sul patto per i sindaci, anche perché da ambasciatore devo evangelizzare questo. Patto per i sindaci è una cosa partita appunto parecchi anni fa, che riguarda veramente la spinta che le amministrazioni locali possono dare alla lotta al cambiamento climatico, e eventi come questi, permettetemi di dire, servono anche a fare cultura, perché non c'è bisogno solamente dell'istituzione o dell'impresa, anche il singolo cittadino deve capire che con il suo comportamento e con il suo modo e modello di vita può influenzare o meno appunto la lotta al cambiamento climatico. Al 5 maggio il patto per i sindaci contava 10.972 città, sindaci in giro per il mondo, 241 istituzioni e associazioni, anche forze sociali parecchie, in 54 paesi pari quasi a 340 milioni di abitanti. Il caso italiano è un po' particolare. Di quelli 10.900, 4.897 sono città e comuni italiani. Quasi il 44% degli aderenti al patto. Se ricordo bene la Spagna fa un altro 30%. Probabilmente in Italia c'è stata qualche anno fa una spinta, forse di qualche consulente, che diceva entra nel patto qualche dubbio viene francamente che ti arrivano i soldi, e poi non si è proseguiti, diciamo, con un lavoro che invece va fatto monitorando l'attività che ogni singolo comune invece fa ogni anno per mettere in moto qualcosa.
Devo dire che l'Enea ha ripreso, che è l'ente coordinatore a livello nazionale, ha ripreso spinta e vigore proprio nell'ultimo anno e sto lavorando molto bene con loro. Grandi città che avevano aderito solamente con la firma, in questo momento su spinta del sottoscritto, dell'ANCI, si sta mettendo veramente in moto, ma quello che sta emergendo è che veramente l'attività di molti comuni, non dico tutti, ma di molti comuni era già, diciamo, propensa a fare qualcosa, a efficientare, a mettere in moto, a sistemare edifici pubblici o altro, solo che non lo misuravano. E invece è quello che serve, capire ogni anno quel mattoncino in più che viene messo da parte della pubblica amministrazione o da parte appunto di realtà coordinate nel proprio territorio per lottare contro il cambiamento climatico. E devo dire, magari non saranno tutti i 4.800 comuni italiani, ma la stragrande maggioranza, e in maniera trasversale, non c'è distinzione politica o altro, vedo amministratori veramente sensibili sul tema, che già operavano in una certa maniera e che adesso, ripeto, mettendo in moto questa misurazione di anno in anno, fanno veramente emergere il grande lavoro che si può fare a livello locale, con uno scambio anche di buone pratiche fra un comune e l'altro che sta facendo Proseliti. Quindi è una cosa che mi sta anche dando soddisfazioni e che sta vedendo appunto, ripeto, Enea molto più spinta a lavorare negli ultimi mesi. Ora, non sarà che alla fine sta guerra, almeno su questo piano, ci fa pure bene? Ma in generale io speriamo, in generale la guerra non va bene, ma diciamo, almeno su questo in nessun modo, non abbiamo bisogno di un acceleratore così sanguinolento e veramente no, però io credo che siamo tutti più consapevoli, questo, ma non tanto per la guerra, certamente quando ti tocca il portafoglio, diciamo, questo è un campanello d'allarme. Forse è caduta un'illusione, che era veramente un'illusione, se uno va a vedere i prezzi, non so, del gas e del petrolio, noi non so perché ci ricordiamo solo quando costava poco, ma non è sempre costato poco, ci sono periodi in cui è costato poco e... Il tema, guardi, forse è caduta un'illusione, costano poco i fossili, non è sempre vero. No, io mi sono occupata anche tanto, in commissione ci siamo occupati, diciamo, anche dell'acqua, e questo esempio mi torna, so che qui si parla di energia, perché l'acqua costa poco, costa molto poco nel nostro paese, quindi non ce ne accorgiamo di quanto ne sprechiamo, di quanta è la nostra footprint, water footprint, no? Questo, insomma, non dovremmo ricordarci solo quando ci rendiamo conto che costa tanto, perché sono risorse preziose e quanta retorica abbiamo tutti noi sentito, quanta retorica su è l'oro del futuro, l'oro blu, l'acqua, eccetera, eccetera. In realtà continuiamo a consumarne tantissime e non mettiamo in atto nulla come politiche pubbliche, e poco c'è anche nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sulla capacità di risparmiare e migliorare le nostre condotte. Quindi, ecco, io penso sempre che il passato, anche tutto questo discorso che c'è stato, ma avremmo dovuto il nucleare, allora noi saremmo stati indipendenti. Io penso che guardare al passato con le lacrime di coccodrillo non serve assolutamente a nulla, se non a regalarci un bagaglio per cambiare decisamente prospettiva di come si affronta il futuro con una certa lungimiranza. Penso che, e dico l'ultima cosa, una misura che in questo senso dimostri la circolarità della convenienza. Noi dobbiamo dire che la transizione appunto non è a costo zero, che la transizione non ci sarà transizione se non ci sarà transizione giusta, perché noi rischiamo un effetto boomerang modello gilet gialli, ma che ci sono delle misure che noi dobbiamo diffondere. In questo senso è molto importante quello che diceva il Presidente Ciambetti sul coinvolgimento della rete di prossimità di ognuno di noi, che sono i comuni. Le CER, le comunità energetiche, ancora poco se ne parla, ancora vanno migliorate anche dal punto di vista normativo, vanno, diciamo, migliorate, implementate se fatto, però quello è un classico esempio in realtà di come, diventando, diciamo, veramente prossimi quasi all'autoconsumo, all'autoproduzione, naturalmente poi non può esserci, come, diciamo, l'iniziativa quella del governo che dice del disaccoppiamento dei prezzi per le rinnovabili, non è che se poi io produco rinnovabile e in più te me tasse ancora, no? E quindi nel senso poi la virtuosità va ripagata e ripremiata, perché altrimenti non raggiungiamo l'obiettivo. Comunque grazie, ma alle 14, dalle 14 alle 16:30 abbiamo proprio un convegno su questo tema delle comunità energetiche, che sono una novità, anzi l'Italia per una volta è stata, penso, la prima in Europa o qualcosa del genere a recepire, abbiamo recepito anticipatamente per una volta la normativa. Io ringrazio tutti,
Grazie Vito Borrelli, grazie Roberto Ciambetti, grazie Alessa Rotta. Grazie a tutti. Allora, appuntamento alle 11:30, parleremo naturalmente il tema energia e sostenibilità, quali ruoli per pubblica amministrazione, imprese e società civili. A tra poco. Grazie.